campionato veneto e trentino Middle Distance ha tenuto a battesimo una nuova mappa per l'orienteering. Si tratta dell'impianto cartografico dell'Alpe di Campogrosso, realizzato a cavallo fra i comuni di Recoaro Terme e Vallarsa, al confine fra le province di Vicenza e Trento. Una località dunque ideale per ospitare la gara, che ha attirato circa 300 concorrenti da entrambe le regioni. La manifestazione, organizzata dal Vicenza Orienteering Team, ha visto anche il felice coinvolgimento del Rifugio Campogrosso. È stato un cammino cercato da qualche anno, ho conosciuto poi Giovanna di Vicenza Orienteering Team e l'anno scorso abbiamo cominciato a buttare giù qualche idea per arrivare nell'arco di un anno a costruire un po' questa giornata che mi sembra coronata anche da successo. Anche la categoria maschile M21 ha trovato un vincitore ideale. Si tratta del 29enne trentino di Primiero Emiliano Corona, atleta che gareggia però con i colori di una società veneta. Gareggio per i colori del gruppo sportivo della Forestale, che ha sede a Valdobbiadene, quindi in provincia di Treviso in Veneto, ed è per questo che posso gareggiare per il titolo di campione veneto. Per Corona la vittoria è giunta al termine di una prova regolare dopo una prima parte di stagione che lo ha visto trionfare anche in gare di livello nazionale. Sono contento, era una gara molto interessante dal punto di vista tecnico, sicuramente c'era una buona componente fisica, però penso di essermi comportato bene, sono soddisfatto, torno a casa contento, ho fatto un buon lavoro. È una delle migliori stagioni fino adesso, ho fatto dei bei podi in gare nazionali. Io nel mio piccolo sono soddisfatto, potrei sempre fare qualcosina in più, ma non mi posso assolutamente lamentare. La massima categoria femminile ha invece visto due ragazze del Primiero ai primi due posti, Claudia Zanetel e Nicole Scalet. Il titolo veneto è andato quindi alla terza classificata, la veneziana Federica Anedda. Ho sbagliato tantissimo alla prima lanterna e anche alla seconda, erano i punti più tecnici della gara. E poi mi ha preso subito l'Alice che partiva 3 minuti dopo di me. E poi ho cercato di recuperare e pian piano ho recuperato, soprattutto nei prati, credo, in cui riesco a correre abbastanza bene. Per l'orientista di Mira si tratta dell'ennesimo titolo regionale conquistato in carriera. Assieme al professor Gianni Mazzeni, negli ultimi anni Federica è diventata un faro per i ragazzini della sua società, il Galilei di Gambarare. È la società, maggiore per numero di tesserati della provincia di Venezia. E sì, riusciamo ad avere risultati soprattutto a livello giovanile e poi i ragazzi dal giovanile passano in assoluto e riescono allenandosi a restare a buoni livelli, ecco. Nei boschi e nei pascoli di Recoaro Terme si chiude dunque la prima parte di stagione dell'orienteering in Veneto. Il campionato veneto a lunga distanza vedrà ancora la collaborazione tra Veneto e Trentino, in quanto verrà organizzato in Valsugana. Il campionato veneto in notturna sul lago di Garda, Bardolino, nel centro storico, e il campionato veneto e friulano a staffetta che si terrà ad Aviano. L'Erebus Orientamento Vicenza organizzerà il 7 ottobre a Cesuna la finale di Coppa Italia, che chiude appunto il calendario delle gare in bosco per quanto riguarda la FISO. Per chi invece durante l'estate vuole provare a prendere in mano mappa e bussola, l'Alpe di Campogrosso offre ora nuovi terreni da esplorare, oltre a un'ampia serie di attività culturali e concerti organizzati dal Rifugio Campogrosso. Specialità culinarie e non solo, si cerca di dare anche un'offerta culturale qua in tante domeniche. La proposta è quella anche di assaggiare la cucina, ma trovare anche un po' di informazione per tutto quello che riguarda il mondo della montagna.